Io vorrei delle primarie. Io vorrei che ci fossero nel Veneto, come esempio. Il Veneto è stato Fucina, è stato laboratorio di una serie di iniziative nella storia politica d'Italia. Primarie nel PDL, primarie nel centrodestra. Dagli studi di X-News arriva l'apertura ai cittadini, con lo strumento più democratico oggi in circolazione. In tanti spingevano da tempo per questa soluzione, soprattutto dal bellunese. Dal rottamatore Michele Carbogno al sindaco di Calalzo Luca De Carlo, molti chiedevano un rinnovamento vero nelle fila del partito. La scelta delle primarie va in questo senso e segna anche una rottura con la linea nazionale del partito. Da mesi si chiedono segnali di cambiamento dai vertici del PDL, ma nessuna risposta. Così il Veneto decide di prendere la sua strada, pronto a fare esempio di buona politica alle altre realtà. Sulla stessa scia di Bond, il coordinatore regionale del partito Alberto Giorgetti. È evidente che se passiamo i primi di novembre non c'è nemmeno la possibilità operativa per coinvolgere tecnicamente l'elettorato su scelte di candidature. Quindi gli daremo gli ultimi tempi tecnici, dopodiché comunque ci organizzeremo e cercheremo di fare noi una proposta che sarà anche di servizio alla fine a livello nazionale. Dalle Dolomiti piovono consensi alla proposta di Bond. Sposo in pieno la linea delle primarie, assicura Luca De Carlo nel direttivo provinciale PDL. Le scelte popolari sono il sale della democrazia. Le primarie servono a responsabilizzare gli iscritti e sono il miglior metodo per contarci. Non ci sarà più spazio per i mal di pancia. Avevo detto che senza primarie non sarei andato a votare. La proposta di Bond mi riavvicina alle urne. Appoggio convinto anche da Stefano Ghezze, coordinatore provinciale. Sono per le primarie, ma a tutti i livelli. Benissimo l'idea di Bond, il cambiamento viene solo dalla base. La gara è lanciata e i concorrenti si apprestano a scendere in pista.